Anaci Padova, patrimonio di storie ed esperienza nella gestione condominiale, da sempre impegnata in corsi formativi agli associati e nel promuovere contatti diretti con le istituzioni e i cittadini. L'amministratore Anaci, il miglior investimento dopo la tua casa. In collaborazione con AF Energia, gas naturale ed energia elettrica. Ben ritrovati con il nostro appuntamento del giovedì pomeriggio. Il condominio risponde alla nostra trasmissione rigorosamente in diretta in collaborazione con Anaci, l'associazione nazionale degli amministratori di condominio. Ringrazio Orazio Zilio per essere tornato a trovarci. Prego, consigliere Anaci Padova. Buon pomeriggio anche al geometra Marco Coppari, associato Anaci di Bologna. Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito. È collegato con noi invece Andrea Garbo, vicepresidente Anaci Padova. Buon pomeriggio anche a lei. Buon pomeriggio. Ovviamente i protagonisti siete soprattutto voi da casa, potete chiamare il numero che vedete in sovraimpressione 744 1313 preceduto dallo 049 per porre tutte le vostre domande insomma, sulla vita di condominio. Oggi inizierei proprio col geometra Marco Coppari per parlare di abusi edilizi. Cos'è un abuso edilizio? Abbiamo anche delle slide che poi ci supportano a video. Certo, sì, le slide sono interessanti perché definiscono un po' il quadro naturalmente normativo degli aspetti legati agli abusi e intanto la definizione legata ovviamente al tema dell'abuso edilizio che, come vediamo nelle slide, se possono essere proiettate, sono definiti in materia di abuso edilizio le opere che sono sostanzialmente realizzate in totale o in parziale difformità rispetto ai titoli edilizi relativi. Gli abusi edilizi sono un tema cogente in questo periodo, naturalmente in questo momento, soprattutto legato al tema dei bonus, super bonus e bonus minori naturalmente. Se è vero che a distanza ormai di 2 anni dall'entrata in vigore degli impalcati normativi legati al superbonus 110 soprattutto, ancora stiamo trattando temi di questa natura, evidentemente c'è da farsi qualche domanda rispetto a come è stato impalcato questo aspetto normativo. La definizione naturalmente dei titoli abilitativi, si intendono tutte quelle pratiche amministrative che nel settore dell'edilizia sono necessarie per l'esecuzione di attività, che siano queste attività legate alla realizzazione di edifici, alla manutenzione di edifici o alla loro trasformazione. Se possiamo proseguire con le slide inserite, il quadro normativo di riferimento è quello che vediamo in questa slide ed è un impalcato normativo preformato attraverso il testo unico dell'edilizia, cioè il DPR 380 del 2001, il decreto legislativo 22 gennaio 2004, cioè il numero 42 relativo al codice per i beni culturali del paesaggistico, alcuni disposti di natura regionale che differiscono ovviamente regione per regione in sostanza legata alle attività di abuso e la circolare sulle tolleranze costruttive. Ho messo tra parentesi la regione Emilia-Romagna perché è la regione dalla quale provengo naturalmente, ma come indicazione è un'indicazione molto interessante perché è stato oggetto in questo periodo, in questi 2 anni di esercizio di bonus e super bonus, proprio di un'attenzione particolare da parte dei tecnici perché questa tolleranza è importante ai fini proprio della realizzazione poi dei lavori che vedremo successivamente. Il quadro normativo, proseguendo con le slide, è molto complesso come abbiamo visto e gli abusi possono rientrare in particolari tipologie che possono essere abusi edilizi gravi, cosiddetti gravi, dal testo unico. Magari facciamo un esempio anche giusto. Certo, per esempio semplicemente la costruzione di un immobile privo naturalmente del permesso di costruire, per esempio. Proprio tutto l'edificio, sì, oppure una demolizione, una ricostruzione dell'edificio non fedele rispetto all'impalcato normativo e ai processi legati appunto alle attività di permesso di costruire. Gli interventi eseguiti in parziale difformità, quindi possono essere totale o parziale difformità, e gli interventi eseguiti in assenza o in difformità rispetto alla segnalazione certificata, la cosiddetta SCIA, che è appunto un'attività di natura tecnica che è finalizzata all'ottenimento naturalmente delle autorizzazioni relative. Se proseguiamo con le slide,
Ecco, un esempio di abusi edilizi gravi a cui lei faceva riferimento prima, riferite all'articolo 31 del testo unico dell'edilizia, che nella nostra Bibbia, sotto il profilo dei temi degli abusi, possono essere, appunto, come dicevamo, opere edilizie realizzate in totale mancanza del permesso di costruire, o l'ipotesi che si verifica, ogni tanto si verifica naturalmente, quando gli interventi edilizi sono stati effettuati in assenza di questo permesso, quindi totale o parziale. Nell'ipotesi B, che abbiamo inserito in slide, sono opere edilizie realizzate, questo in totale difformità dal permesso di costruire, ma può risultare essere completamente diversa rispetto invece a quella autorizzata, quindi possiamo trovarci nelle condizioni di avere un permesso di costruire come dire, coerente, ma non coerente la realizzazione dell'opera. In questo caso è considerato un abuso grave. Gli interventi eseguiti in parziale difformità rispetto al permesso di costruire, di questo abbiamo detto, ma diciamo questo, che per capire cosa significa effettivamente il concetto di parziale difformità, perché qui si apre un mondo ovviamente vago che bisogna circoscrivere. Allora è limitato ad ipotesi in cui sia dal punto di vista qualitativo e quantitativo effettivamente sia difforme rispetto alle opere realizzate. La fermo un attimo perché c'è una telefonata, poi riprendiamo da dove avevamo lasciato. Pronto? Certo. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, io parlo da Milano, in provincia di Venezia. Prego. E volevo fare qui una domanda, se è possibile. Prego. Cioè, io ho acquistato da circa 7-8 mesi una casa nuova che ha molti difetti. Cioè, mi sono accorto dopo vivendoci che l'amministratore attuale che abbiamo noi è un po' di terribile, o mi devo arrangiare io con il costruttore? Questa è la mia domanda. Non ho, se lei ha capito, Orazio Ziglio la lascio rispondere, però se no faccio ripetere. No, mi pare di aver capito che abita in un immobile, il suo appartamento. Ho sentito che è pieno di difetti, ha molti difetti, ma penso che si riferisca a difetti costruttivi, no? Sì. Della costruzione. Ma bisogna verificare se si tratta di abusi o meno, o magari possono essere delle difformità anche rispetto al titolo originario, cioè al progetto depositato in comune, all'edilizia privata all'epoca della costruzione. Bisogna vedere queste cose, questi abusi o difformità interne, però non fanno parte all'interesse del condominio, devono essere sanati indipendentemente da eventuali sanatorie condominiali riferite alle parti comuni, se sono cose interne. Se ho capito bene. Però ripetere magari l'esempio che aveva fatto. Sì, può ripetere l'esempio che aveva fatto prima? Qual era il problema che aveva particolare? Allora, non ci sono abusi, solamente che ho trovato delle difformità nell'appartamento, cioè crepe nei muri, porte che si chiudono male, ecco. Sì, non so. Tutte queste cose. Ho capito. Devo far interessare l'amministratore o mi devo arrangiare io come il costruttore? Allora, mi scusi, queste non sono difformità, diciamo, che riguardano l'aspetto urbanistico dell'immobile, dell'appartamento. Questi sono difetti di costruzione, quindi se sono cose interne, quindi non sono muri condominiali e quindi sono muri interni o porte, diciamo, dell'unità immobiliare, dell'appartamento, che non si chiudono bene, che hanno dei difetti, oppure muri interni, pareti divisorie che hanno dei crepi, che hanno dei problemi del genere, allora deve interessarsi lei con il venditore, con chi le ha venduto l'immobile, in questo caso il costruttore. Esatto, il costruttore, ma non con l'amministratore di condominio. Ecco, sono questa cose era, interne, la risposta. però questi non sono gli abusi o le difformità di carattere urbanistico dell'edificio o dell'immobile. Sono cose, sono vizi, se vogliamo, potrebbero anche essere vizi occulti, non lo so, non mi pare. Penso che siano
siano situazioni che già, diciamo, verificatesi degli anni addietro, sì, perché se sono 6 o 7 anni che lei vive nell'appartamento in questa unità immobiliare, vuol dire che sono venuti fuori, sono usciti nel tempo questi difetti. Non so se dal punto di vista giuridico lei possa pretendere dopo tanti anni il ristoro di un danno che lei ritiene di aver ricevuto, però deve rivolgersi a un perito, deve rivolgersi a un legale, ma lo deve fare personalmente, perché non è una questione condominiale. Eventualmente, non so, potrebbe esserci anche, chiedo, l'assicurazione decennale postuma che risponde per i danni in sede di costruzione, però bisogna vedere se è stata stipulata, se il costruttore aveva l'assicurazione decennale, se l'aveva fatta. Esatto, se aveva fatto un'assicurazione decennale postuma. Quella di solito si deve fare, però insomma bisogna capire appunto se... Beh, le basta come risposta. Io credo che lei volesse solo sapere se doveva rivolgersi all'amministratore di condominio, doveva tra virgolette arrangiarsi. Sì, a meno che non si tratti di cose condominiali, a sono lei, cose personali. Rivalersi eventualmente sul costruttore, va bene? È svenuto. Bene, Garbo, posso venire da lei? Prego. Mi sente? No, mi sente. Volevo chiederle, è arrivata una domanda, se il tecnico incaricato rileva l'abuso interno, la notifica al comune, che cosa succede? Chiedo a lei, posso riprendere le slide? Se il tecnico rileva l'abuso e lo notifica in comune. E lo notifica al comune, l'abuso interno. Beh, l'abuso interno spesso è sanabile, anzi sostanzialmente se non ci sono, faccio l'esempio, se un bagno non esisteva e oggi c'è, bisogna capire se è sanabile o meno, per esempio, perché serve una nuova agibilità per questo bene. In realtà, se sono modifiche lievi del tipo, chiedo umilmente scusa, ma ecco, se sono modifiche lievi che comportano solo, non lo so, ho spostato una porta che doveva essere 100 cm più in là oppure un po' più larga, sono comunque abusi sanabili con una sanzione generalmente di 516 euro, alcuni comuni l'hanno portata a 1000 a seconda delle condizioni, ma si possono sanare. Si possono sanare. Sì. E invece, insomma, se magari c'è lei l'esempio del bagno che non esisteva, che viene fatto, allora, magari della cantina trasformata in taverna, per dire. Allora bisogna vedere se questo è consentito all'interno di quell'edificio, perché facendo cubature diverse, spiego, il computo delle cubature all'interno di un cantiere, di un edificio progettato viene fatto anche a seconda della destinazione dei vani e poi si costruisce tutta la cubatura rispetto al lotto. Se ci sono delle cantine che dopo sono diventate abitazioni, trasformando in abitazione civile, bisogna vedere se ci sono le altezze, per cui se non siamo sotto i 2,70 m non si riesce sempre ad andare in deroga, e tanti piccoli aspetti, per cui, ripeto, abusi lievi come piccole porte spostate o cose del genere, nessun problema, si sana. Se poi entriamo in materia di nuova agibilità rispetto a dei vani per cambio di destinazione d'uso, bisogna valutare caso per caso. Assolutamente. Telefonata, pronto? Poi torno dal geometra Coppari. Pronto? Allora, buonasera. Buonasera. Prego. Forse è caduta la linea, cerchiamo di recuperarla. Andiamo avanti se vuole con le slide. Volentieri, sì. Gli abusi edilizi gravi di cui abbiamo parlato, la prossima slide invece, nel passaggio, se possiamo, perfetto, eccoli qua. Sono gli interventi eseguiti in assenza o in difformità della segnalazione certificata di inizio attività. Cioè abbiamo detto che vi sono degli abusi cosiddetti gravi, e sono quelli realizzati, come abbiamo detto, in difformità o privi del permesso di costruire, quindi per particolari tipologie di interventi, mentre qui parliamo della segnalazione certificata di inizio attività, cioè la SCIA, attraverso la quale, come dicevamo, i tecnici realizzano opere che non sono inerenti invece alle autorizzazioni legate al permesso di costruire, quindi altri interventi, che sono quelli che, devo dire, a livello condominiale più ci interessano come amministratori, naturalmente. Quindi su questo l'impalcato
impalcato normativo ha una norma di riferimento che è l'articolo 37 del testo unico sull'edilizia, cioè questo articolo definisce quelle che sono le attività legate alla SCIA e attraverso queste quelli che possono essere naturalmente gli abusi. Due possibili ipotesi di abusi edilizi per gli interventi che richiedono la SCIA sono quelli indicati. Quando per la realizzazione dell'opera è necessario presentare la SCIA e non è stata presentata, e in questa situazione possono verificarsi due ulteriori ipotesi. La prima, che l'intervento edilizio realizzato sia un intervento che è conforme alla disciplina urbanistica e quindi è sanabile, cioè il discorso che prima si faceva, oppure che l'intervento edilizio non conforme alla disciplina urbanistica e quindi l'opera potrebbe non essere sanabile. E quando l'opera non è sanabile cominciano i dolori, naturalmente, sì. perché il problema vero è che non toglierla di mezzo. certo, come si fa? Non si risolve più con un aspetto di natura economica, ma ovviamente con altri aspetti che poi vedremo nelle prossime slide. Okay. E quindi quando è stata presentata la SCIA, ma l'opera realizzata è difforme da quella oggetto di segnalazione, anche in questo caso è un'opera naturalmente realizzata e quindi non sotto il profilo della sanatoria realizzabile. Se proseguiamo con le slide, ci riferiamo in questo caso alle tolleranze, che per noi è un argomento, come dicevamo, importantissimo perché l'impalcato normativo, così come era nato, prevedeva in ambito di superbonus la certezza e la realizzazione senza ombra di dubbio della cosiddetta conformità edilizia. E le tolleranze sono entrate in gioco non poco sotto questo aspetto, perché la tolleranza consentiva di affrancarsi dalla necessità di ottenere la conformità edilizia proprio per effetto di piccoli spostamenti tra ciò che era sostanzialmente licenziato e ciò che invece si trovava nella realtà essere stato costruito. Intanto la definizione legata alle tolleranze, che sono appunto quei parametri che superano e comportano quindi l'abuso edilizio, cioè la difformità di ciò che vediamo rispetto a ciò che è stato licenziato. È definito come tolleranza esecutiva il 2% sulle misure previste tutte, quindi parliamo di cubatura piuttosto che di superficie. Il 2% è sostanzialmente la percentuale che fa rientrare all'interno della tolleranza l'ambito di certificazione. E le tolleranze possono essere realizzate in sede di cantiere, quindi rilevate in sede di cantiere, o le difformità sono tollerate in sede di agibilità. Questo passaggio è importantissimo perché quando le tolleranze sono definite e verificate in sede di cantiere, non vi sono difformità particolari sostanzialmente, quindi non ci sono scostamenti rispetto ai parametri, perché parliamo di finiture architettoniche piuttosto che di piccoli spostamenti comunque rientranti nel 2%, siamo affrancati dalla necessità di. La difformità invece tollerate in sede di agibilità sono fondamentali perché una recentissima norma ha consentito di ottenere il certificato di agibilità qualora in sede di verifica e di rilascio di agibilità sia avvenuto il sopralluogo da parte dell'ente preposto. Questa è una grandissima novità, perché laddove è definito il fatto che è avvenuto il sopralluogo, per cui fisicamente il tecnico preposto si è recato presso l'immobile, in quel caso qualunque tipologia di differenziazione in termini di volumi o di superficie si considera sanata e quindi l'agibilità entra in gioco. Ok, telefonata, pronto? Buonasera. Buonasera, prego. Volevo informazione io. Ho preso un appartamento nuovo da 10 anni, volevo ristrutturare i pagini. Il mio problema è chi è che mi dà il permesso, posso farlo? Ristrutturare i pagini. Certo che lo può fare, signora. Signora, nella sua libertà, perdoni, ma certo che lo può fare. A me preoccupa il rumore di fare. Le preoccupa il rumore? Esatto, sì, perché devo togliere una vasca. Capisco. Allora, semplicemente lei avvisi l'amministratore o avvisi i condomini tramite il passaparola, se il condominio non è molto grande, in tale per cui dalle ore alle ore di un certo periodo ci saranno dei lavori in casa e ovviamente dovrà rispettare gli orari del regolamento comunale, che se non vado errato sono 8, 12, 13 o 4 o 14, 18, non lo ricordo più, e comunque un buon e sano avvertimento ai condomini di questo rumore
è doveroso perché almeno viene più tollerato perché sono consapevoli. Ho capito.